Mi ricordo un periodo preciso. Era uno dei più belli della vita, sai, quando ero singolo. Lavoravo in un bar, era estate. Tra giugno e agosto finivo presto, verso l'1:30 guidavo verso casa e mi fermavo per un panino al volo. Poi prendevo la chitarra come solito e sfrecciavo di nuovo. Sulla moto verso le 2, direzione mare. Indossavo il mio Sony Compact Disc all'inizio dei 90 e ascoltavo sempre Luca Carboni, solo lui lo sai. E ora che ci penso, in moto ci mettevo circa 40 minuti, ma attraversavo i posti più belli, sai. Una sosta caffè qui e là, passavo per 7 paesini qui e là, prima di arrivare in spiaggia e senza casco, oh, senza un pensiero in testa. E lì c'era il gruppo d'amici, già in spiaggia parcheggiati là da ore. Prendevo la chitarra e incominciavo insieme ad un amico a canticchiare le canzoni, sì, quelle di Vasco Rossi. Non cambia mai, no. Poi alle 8, come solito, si ordinava pizza e birra in quel casino perfetto, con il fuoco acceso. Si tornava a casa verso mezzanotte, esausti, però era tutto bello perché tutta l'estate è andata a finire così. In moto ci mettevo circa 40 minuti, ma attraversavo i posti più belli, sai. Una sosta caffè qui e là, passavo per 7 paesini qui e là, prima di arrivare in spiaggia e senza casco. Ho visto mia mamma solo mezz'ora al giorno per tutta l'estate, che infame. Casa solo mezz'ora al giorno per tutta l'estate, ci credi? Non passava mai, sai. Che bella storia. Oh. 40 minuti, 7 paesini, mezz'ora.